questa finale che mette in palio la Supercoppa di Serie D. Mancano poco meno di 2 minuti a quello che sarà il fischio d'inizio della finale tra Futsal Trissino e Atletico Pressana. Poche parole, ma vogliamo entrare già nel vivo della partita con il mister Omar Barilani. Siete arrivati dopo l'8-0 di ieri con il Romano, oggi però è tutta un'altra partita. Cosa ti aspetti dai tuoi ragazzi e della sfida con il Pressana? Mi aspetto di aver recuperato le energie possibilmente fisiche, ma ancora di più quelle mentali, che sono quelle più importanti per poter affrontare una finale. I ragazzi hanno lavorato tantissimo per arrivare a questo e siamo pronti. Giorgio Zanchetta, tecnico dell'Atletico Pressana, si parla di energie, sicuramente voi, visto l'economia delle partite di ieri, ne avete spese di più. Come stanno i tuoi ragazzi? Avevi un dubbio di formazione? Comunque è una finale, bisogna giocarsela ad armi pari e a testa alta. Certo, sì, a differenza del Futsal Trissino, noi ieri magari abbiamo avuto una partita un po' più tirata fino in fondo, però vedo che i ragazzi hanno risposto bene. Oggi abbiamo recuperato anche il ragazzo che era in dubbio, quindi partita aperta e di sicuro, insomma, credo che sarà una partita intensa fino alla fine. Magari, visto la mia voce, iniziate un po' tranquilli, una bella stretta di mano tra i due allenatori, in bocca al lupo, che vinca il migliore, poi lo scopriremo soltanto dopo i 60 minuti, 30 secondi e poi si andrà di nuovo in spogliatoi. Grazie Omar, grazie Giorgio, in bocca al lupo, ci vediamo magari più tardi. Questi erano i due tecnici che, mentre alle mie spalle ci sono i giocatori che stanno finendo di riscaldarsi, andranno ad affrontarsi in quella che è la seconda finale. Prima abbiamo aperto con un triangolare tra 6 secondi, 5-4, ci sarà anche la trombata della sirena del Palatese, beata lei che anche quest'oggi vive di emozioni, eccola qua che la sentite in sottofondo. Dunque, allora, Futsal Trissino, che dopo la vittoria di ieri con il Romano, un eloquente 8-0, arriva qua sicuramente un po' più fresco, perché 8 gol in un secondo tempo dove magari hanno un po' riposato. L'Atletico Pressana invece ha dimostrato di saperci fare al primo anno di C2, subito così una prima sfida importante, ha raccolto un'ottima vittoria contro il Martellago. Saranno 60 minuti sicuramente di fuoco. Intanto avete visto qua alle mie spalle i ragazzi del Trissino con la maglia rossa da riscaldamento. Questi invece che stanno per uscire sono i ragazzi veronesi dell'Atletico Pressana del presidente Cristian Pioli. L'altro presidente, il buon Diego Ferrari, invece è lì con i suoi bracci destri. In caso di parità, supplementari e poi eventualmente anche i calci di rigore, ma c'è Beppi Ruzza, presidente, lo chiamiamo subito qua. Ovviamente prima i saluti con Osvaldo, abbiamo qua il buon presidente Beppi Ruzza. È sempre un piacere ritrovarci ai campi. Beh, sei appena arrivato, ti sei perso già comunque un bello spettacolo, che tra l'altro la Mestre Fenice ha vinto di nuovo. Ragazzi terribili, ma calcio a 5 come il calcio, finalmente il pallone torna a rimbalzare o a rotolare. Una nuova stagione. Che stagione aspettarci, presidente? Beh, una stagione innanzitutto più corretta nei confronti degli arbitri rispetto a quella dell'anno scorso. Una stagione che possa svolgersi regolarmente, sia calcio a 5 che calcio a 11 che calcio femminile, ma non ci sono dubbi, perché in particolare quel calcio a 5 Michele Di Giambattista, con cui abbiamo contatti pressoché quotidiani, ha delle fondamenta precise che quindi ci fanno sperare che andrà tutto bene. Andrà bene? E dopo spero tanto con le rappresentative che riusciamo sia nel 5 che nell'11 a fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso col 5 ci difendiamo sempre, abbiamo fatto quella splendida finale dove eravamo a Rimini in Emilia Romagna con il Lazio, una partita eccezionale, l'abbiamo persa, speriamo di rifarsi il prossimo anno, insomma, dai. Grazie presidente, ci vediamo sicuramente dopo per le premiazioni. La vicepresidente. Allora chiamiamo qua anche la vicepresidente, che ci siamo trovati anche a Tombolo. Perfetto, allora una battuta anche con il vicepresidente
vicepresidente. Ci siamo trovati anche a Tombolo, giusto se non ricordo male, sì, perché sì. nel mondo del calcio a 5 che ha già regalato spettacolo, prima se ne parlava anche con Beppi, il presidente, che diceva bisogna però fare anche attenzione al rapporto con gli arbitri, però questo, soprattutto quando ci sono anche tanti ragazzi, deve essere una giornata di festa, e il calcio a 5, come il calcio, deve essere anche un viatico per dar spazio ai tanti giovani di buona speranza che abbiamo nel Veneto. Certo, nel calcio a 5, che è più immediato, diretto, è ancora più visibile e concreta questa cosa, sia sull'operato degli arbitri che dei giocatori. Secondo me è il bello di questo sport, è questo, è proprio la vicinanza, il contatto, e speriamo in questa finale che sia una bella partita. Io ho seguito anche il torneo delle regioni in Emilia Romagna, bello, è un bello sport, in bocca al lupo alle squadre finaliste, in bocca al lupo per quelle che poi giocheranno stasera, e complimenti per l'organizzazione. Ovviamente complimenti al pezzo grosso, eccolo là, Michele Di Giambattista, che salutiamo, grazie mille al vicepresidente del Comitato Regionale del Veneto. Pochi istanti e poi è sparita anche la Coppa, si entrerà nel vivo per la sfida finale della Supercoppa di Serie D in campo, Futsal Trissino e Atletico Pressana, con la voce del vostro bellissimo Stefano Testoni, con una maglia petrolizzata che sa un profumo pazzesco, le telecamere di Futsal Veneto TV e la regia di Michele Di Giambattista. Ci vediamo tra poco qui live del Palatezze. Ciao a tutti!
eccoci in live, tra pochi istanti le squadre entreranno in campo, le vedete qui con le immagini di Futsal Veneto TV che ci mostrano Futsal Trissino e Atletico Pressana che entrano sul terreno di gioco che sarà teatro di questa finale Supercoppa di Serie D. Pressana, maglia grigia con la bordatura giallo-blu, direttore di gara, eccola qui la squadra del Pressana con il portiere Romito, grande protagonista anche ieri. Sfilano tutti i giocatori della formazione allenata da mister Giorgio Zanchetta, qui invece i due direttori di gara che andranno a fischiare in questa finale, poi dopo il capitano Marco Cenzato, il Futsal Trissino con la maglia da trasferta blu con pochi sponsor. Bisogna chiedere a Bonferrari se ha un po' di escape a fare le dirette visto tutti gli sponsor che ha sulla maglia. Magaragia e Cenzato si salutano, i due capitani al centro del campo andranno a decidere chi sarà il prima squadra a battere il calcio d'avvio di questa finale di Supercoppa di Serie D. Il fischio, gli applausi meritati e poi tutti a darsi il 5. Andiamo con i quintetti in campo. Il Trissino schiera Cagliaro tra i pali, Arlin Eidari, Scesci, Tres e Lazzari in quintetto di movimento. A disposizione Cenzato, Zegrova, Ardian e Arian, i due fratelli Rossato, Bicego, Asanai e Biasin. Ora andiamo a vedere il quintetto invece del Pressana che schiera Schenato, Bellamoli, Bertoli, Branco e Magaragia in panca, Gasparello, Neculai, Campaci, Romito, Vuolo, Bogoni e Lucchiari. Devi correggermi se sbaglio perché ieri ho sbagliato, lo nominavo Campaci, invece è Campaci, l'accento sulla seconda A. Non me ne vogliano se sbaglierò anche oggi, magari entrando nell'agonismo del match. Intanto due giocatori del Pressana stanno andando negli spogliatoi. Intanto tribuna del Palatezze si va a gremire di supporter, una trentina di chilometri per il Pressana. Qui i due giocatori che sono andati negli spogliatoi forse per cambiarsi. Pronti allora con il Trissino, Bruno Lazzari, il primo giocatore a toccare il pallone di questa finale di Supercoppa di Serie D per il Futsal Trissino. Attendiamo l'ok del direttore di gara e poi ci entrerà nel vivo. Buona partita Michele, buona partita Sam, buona partita Andrea che non ci sente, anzi ci sente e ci vede. Pronti al fischio, si parte. I primi 30 minuti di gioco di questo ultimo atto, due squadre già in campo ieri ad aprire le danze della stagione sportiva con la vittoria per il Trissino sul Romano, successo contro il Martellago invece per l'Atletico Pressana che parte subito con un pressing alto. Mister Zanchetta non vuole lasciare spazi ai ragazzi del Trissino. In caso di parità ci saranno supplementari ed eventuali rigori. Stessa cosa vale per l'ultima partita. Attenzione, palla per Lasri, il tiro ribattuto dal difensore numero 5 Bertoli. Vale la stessa cosa per la finale delle 20:30 tra
Futsal Jesolo e Futsal Marco Polo, derby tutto veneziano che mette in palio la Supercoppa di C1. Qui intanto non trattiene Branco il pallone per il possesso della sua squadra. Branco in gol anche ieri, grande protagonista è stato anche Bellamoli che abbiamo intervistato. Tanto Cagliaro serve un pallone per Tres che lo prolunga avanti verso Lazzari, pivot allunga per Scesci, Magaragia, il capitano dell'Atletico Pressana, si rifugia in fallo laterale. L'out già battuto, si distende il Pressana con il recupero palla di Bertoli, Bellamoli danza in mezzo al campo, va a terra, non c'è il fallo secondo i due direttori di gara. Un sorriso un po' beffardo quello di Bellamoli per il mancato fischio dei direttori di gara. Lazzari va verso il fondo, mette in mezzo il pallone che arriva dalle parti del numero 12 Filippo Schenato, mandato oggi in campo. Ieri ha giocato invece Giacomo Romito, ex giocatore del Don Romeo. Tres, Scesci prolunga per Lazzari che dà indietro ancora per David Tres, ultimo di movimento per il futsal trissino di mister Barilani. Ottima la giocata, ma è bravo Schenato ad uscire dalla propria area, alza un campanile che sbatte nella parte alta del Palatezze. Tres dietro per Lazzari, Lazzari va a concludere, tiro fermato da Bellamoli, deviazione, ultimo tocco di Scesci, palla lunga per Magaragia, di testa però capisce tutto quanto Arlin Haidari, si gioca già con Branco, fermato, può ripartire il trissino con Scesci, fermato a sua volta da Bellamoli, si lotta in mezzo del campo, un 3 contro 2 per la formazione Pressana. Bellamoli, il pallone in mezzo, poi il palo esterno che salva la porta di Pippo Cagliaro, che può far ripartire il gioco verso Haidari che elude l'intervento di Bellamoli. Haidari avanza il lato sinistro per Tres, il pallone poi carambola sul piede di Branco che mette in corner. Calcio d'angolo dalla bandierina che non c'è per Arlin Haidari. Schema 2, palla dietro per Tres che si porta verso il centro, scarica per Scesci, si fa vedere in mezzo Lazzari, il pallone però da Bertoli viene ribattuto in fallo laterale. Scesci, Haidari, Lazzari, lo scambio con Tres, ancora il tiro. Palla in mezzo per Tres. Vi ricordo che stiamo trasmettendo live sulla pagina YouTube della LND FIGC del Veneto. Lì trovate tutti i link delle varie partite. Questa è la finale della Supercoppa di Serie D dello scorso anno, con il punteggio fermo sullo 0-0 dopo 5 minuti di gioco. Un palo, la base del palo esterno colpito dal Pressana pochi istanti fa, un paio di minuti fa, mentre intanto si è alzato Ardian Zegrova. Il gol intanto del vantaggio del futsal trissino con Arlin Haidari che andiamo a rivedere nel replay. L'1-0 del Trissino, lo rivediamo, ottima l'imbucata al minuto 6. Haidari mette la freccia per il futsal Trissino. E chiedo ancora scusa ad Emanuele Ambroso, qualcuno me lo ha anche detto come si pronuncia Campaci, mi sembra che sia così. Pensa che io di cognome faccio Testoni e mi chiamavano Testoni una volta e non sono francese. Purtroppo, nonostante me l'abbiano già detto, posso sbagliare anche io, perché errare è umano, ma diabolicamente io persevero.
spero tanto di riuscire a pronunciarlo in modo corretto prima o poi. Fatto sta che nel frattempo il Trissino comunque è andato in vantaggio con Arlen Haydari, ma l'Atletico Pressana vuole rispondere e ha l'occasione per farlo, ma non è preciso il tentativo di filtrante firmato da Bertoli. Intanto è entrato Ardian Zegrova che riceve il primo pallone allo scambio per Arlen Haydari e l'ottima parata in uscita di Filippo Schenato. Doppio Pippo tra i pali, da una parte Cagliaro, dalla parte opposta Schenato che salva i suoi dal possibile 2-0 trissinese, con un Trissino che ora perde il possesso di palla. Magaragia sbatte sul muro di David Tress che recupera il pallone. Rossato, anche lui entrato da pochi istanti in partita, scarica un destro fuori porta e non dà la possibilità di ripartire Belamoli. Bertoli, Magaragia, lo scambio cercato con Belamoli. Haydari protegge il pallone, lo gioca in difficoltà Belamoli salta Cogliaro e poi scivolata. Tress mette in corner, brividi li rivediamo sull'errore della difesa trissinese, però nessuno di sponda Pressana aveva seguito l'azione di Belamoli. Bertoli, il tiro sotto porta, non riesce Nicolai a trovare il tap-in vincente e può ripartire allora Cagliaro dalla sua area con il pallone tra le mani. Una rimessa dal fondo lunga verso Ardian Zegrova, ma Bertoli di testa spizza la palla nella corsia laterale regalando soltanto il fallo laterale. Intanto entra Massimo Giulietti, assente ieri, in campo quest'oggi, ma è il Trissino a giocare ancora in avanti. Riparte dietro con Haydari che prolunga per Tress, movimento del pallone di Tress sulla destra per Rossato che va da Arlen Haydari, fresche magari ghiacciate per la gola di Testoni. Grazie mille anche a Simone, grazie ovviamente all'Arzignano, padrone di casa, che è parte importante, fondamentale di questa organizzazione, di questa 2 giorni di Supercoppa. Un Arzignano che poco fa ha perso la finale della Supercoppa, l'ultima sfida con il Mesta Felice. Qui Ardian Zegrova si prende il pallone, salta per qualche istante Bertoli che è bravo però a non cadere, a rimanere in piedi. Salutiamo intanto anche Mister Dolfo che ci scrive, ci chiede a che ora è la partita. La finale tra Pressana e Trissino si sta giocando adesso, poi alle 20:30 l'ultimo atto di Supercoppa con il derby veneziano, Supercoppa di C1 tra Futsal Marco Polo e Futsal Jesolo. Intanto Pressana con il capitano Magaragia che si prende il fallo laterale. Un salutone anche agli amici del Don Romeo con il buon Iva Bonato che oggi non ha avuto il via libera per essere qui al Palatezze. Haydari prolunga lungo per Ardian Zegrova che mette giù il pallone come può. Zegrova lo spazio per calciare, ma è bravo Nicolai a metterci il piede. C'era una piccola trattenuta ancora Zegrova, il tiro, l'ottima risposta di Schenato che esce quasi al limite e dice di qui non si passa. Proteste della panchina veronese mentre esce il capitano Magaragia. Al suo posto c'è Campaci. Nicolai, la bordata contro breaker del Trissino con Arlen Haydari, 1-2 contro 2. Haydari va a calciare un raso terra che termina di un nulla a lato
lo rivediamo subito nel replay della regia di Futsal Veneto TV e si resta allora ancora fissi quando sono già trascorsi 10 minuti sull'1-0 che ha portato la firma di Aidari. Proprio Aidari va a giocare sulla corsia laterale, la difesa dell'Atletico Bressano un po' in affanno spara lontano il pallone direttamente dalle mani di Filippo Cagliaro che lo muove comodamente a destra per David Tress che alza la testa, cerca il movimento dei compagni a sinistra per Rossato, lo scambio ancora con Tress che torna ancora da Rossato, Rossato va sul fondo, viene però fermato ed è proprio il 14 trescinese a toccare per ultimo il pallone. Una rimessa laterale già battuta dall'Atletico Bressano di mister Zanchetta. Giulietti, Campaci, palla prolungata per Giulietti, non è preciso però il tentativo di passaggio di Kevin Bertoli. Rossato, Cenzato, intanto il capitano del Trissino a muovere i primi passi dentro all'iconico campo del Palatese, la scodellata per Aidari di Zegrova, ancora Aidari, lascia lì il pallone vicino a Rossato, Giulietti si prende la sfera ma bravo Rossato a metterci la punta del piede, concede soltanto il fallo laterale. Questo è il tecnico del Bressana che lo avete visto proprio con la telecamera di Futsal Veneto TV, è andato a chiamare il time out che andiamo ad ascoltare con il microfono lungo di Luca Cesari. Andiamo così. Ragazzi, troppo lenti in fase del possesso, troppo lunghi subito, non abbiamo mica i giri qua, 4 metri e si torna in 3, spostiamo il back da qualche parte e ci inserimo o con l'opposto o quello che scarica e va dentro. Quando siamo alti e ripartono loro, palla scaricata fanno subito il metro indietro, okay? Perché lui lo fa sistematico, scarica palla, i va lunghi e si butta dentro la palla in profondità. Questo, ok, quando vede che va via la palla, questo subito così, parte bene che sono avanti, ok? Però qua ragazzi mi raccomando, fermo il 4-0, abbiamo tutto lo spazio. Partito basso, Il time out di mister Zanchetta, un time out in dialetto veneto, fantastico perché questo è il Veneto del futsal, si assegna la seconda Supercoppa di giornata in questa finale tra due squadre che lo scorso anno hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D e che andranno ad affrontare nello stesso girone anche il torneo di C2. Si riparte. Poschenato che alza il baricentro, portiere di movimento il 12 del Bressana che ha rischiato di perdere il pallone sulla pressione alta di Nicolas Rossato. Bertoli a sinistra ancora per Schenato che va ancora da Bertoli, Campaci, Bertoli, Schenato, Bertoli ancora da Schenato. Il movimento per Campaci che tiene vivo il pallone rischiando che lo stesso esca, è ancora vivo in possesso per la squadra veronese quando stiamo per entrare nel secondo quarto di gara. Schenato, il tiro che si perde sul fondo. Aidari, Cenzato non va a buon fine la prima occasione. Intanto ringraziamo anche Filippo Concato, Superman del Vicenza Calcio 5, che ci ha detto grande lavoro di Futsal Veneto TV. Grazie Filippo, in bocca al lupo anche ai biancorossi che portano l'R sul petto per l'imminente campionato. Zegrova, pallone uscito, l'ho visto anch'io da qua nonostante i 3,5 di miopia per occhio. Nessuna protesta, dunque rimessa laterale per l'Atletico Bressana con Campaci che fa ripartire il gioco concedendo palla al rientrante capitano Magaraggia. È rientrato anche Bellamoli che riceve il pallone, lo scambio rischiando di perderlo di Bellamoli per Magaraggia. Bellamoli ancora, trattenuta,
dopo l'ennesima, secondo i tifosi e secondo Bellamoli è arrivato anche il fischio. Magaraggi intanto indica a Gasparello di muoversi dalla parte opposta. Bellamoli per Campaci, Bellamoli ancora sul fondo per Magaraggia che va a concludere, c'è deviazione in corner di Cagliaro. In mezzo per Gasparello, strozzata dal lato B di Censato che aiuta il suo portiere, recupera ancora il Bressana con Campaci all'altezza di metà campo. Campaci lo scambio con Gasparello che vuole tornare a dar pallone al suo 10. Bene il Trissino in difesa, ma Campaci si riprende ancora la sfera. Magaraggia alleggerisce dietro per Schenato che vuole dare ordine ai suoi, palla avanti per Gasparello. Bellamoli, lungo profondo per il tocco sotto porta di Magaraggia, ma è attento e preciso, lo vedete inquadrato con il primo piano Filippo Cagliaro che si prende l'amico pallone e dice di no. Ancora in disimpegno l'errore della difesa trissinese che torna in fase di non possesso con Rossato che lascia spazio ancora a Scesci, pronto a rientrare in campo anche David Tress. Schenato, quinto di movimento ancora per il Bressana, palla per Bellamoli. Magaraggia, il capitano, va sul fondo per Campaci. Magaraggia, qui l'errore con Lasri che imbuca una palla che termina l'atto. C'è comunque la deviazione e c'è anche il time out chiesto dal tecnico Barilani. Andiamolo ad ascoltare il tecnico della formazione del Trissino che conduce 1-0 grazie il gol al 6° minuto di Arlin Haidari. Difesa del quinto e 2-2, questo qua lo potevamo fare, fa il prossimo. Ascoltatemi me, attenzione, loro lo stanno usando perché un minuto e mezzo siamo iniziati ad andare dietro al culo. Lo so che non possiamo pompare 90 minuti. Quando partono col pallone, il portiere la dà al primo, il secondo passaggio di chi è l'ondata a pressare, ok? È quello che va fatto e loro lì andavano in bomba. Poi abbiamo tirato un po' indietro perché siamo un po' stanchi, ma dobbiamo farlo il secondo gol. Se ci vogliono fare il quinto non lo sbagliamo più adesso. Okay. Ci mettiamo bene, Bruno, potevi andare 2 metri e metterla dentro, ok? Vai. Benissimo, cambiate inquadrature. Le indicazioni di mister Barilani per i suoi ragazzi. Si inizia a sentire un po' di stanchezza con la seconda sfida nel giro di una giornata. Ieri le semifinali, oggi la finalissima. Corner comunque per la formazione trissinese con l'autore del gol Arlin Haidari che gioca dietro per Lazzari che poco fa ha avuto l'occasione a porta vuota di trovare il 2-0. Lo scambio per Capitan Censato con Scesci. Campaci ci mette una pezza, si prende anche il fallo laterale che farà ripartire l'azione della formazione veronese con Filippo Schenato che torna a rialzare il baricentro. Palla per Gasparello che non la perde ma la pressione ora è alta. Scesci per un attimo la sfida Magaraggia che torna in possesso sull'appoggio di Campaci. Magaraggia va a calciare, ferma tutto quanto Haidari, ancora Magaraggia a riprendersi il pallone con Censato che lo protegge, poi si rialzano i due capitani che si sorridono a vicenda. Sportività, posta in palio alta, ma nessuno ha detto che ho detto il nome giusto Campaci. Ci sto provando, ci sto riuscendo. Censato apre dalla porta opposta tagliando il campo per Lazzari, protegge, spalla alla porta il pallone, indietreggia, lo sfila a destra per Scesci che torna dal suo capitano. Lazzari ancora per Censato con qualche rischio. Campaci recupera all'altezza della linea di metà campo e da dietro a Bellamoli, regista della retrovia destra per Magaraggia che lo scodella senza deviazione. Però secondo il direttore di gara la voleva Gasparello, non mi sembrava ci fosse stata una deviazione. Intanto sottoscrivetevi al canale YouTube dell'LND del Veneto quando mancano poco meno di 10 minuti più l'eventuale recupero di questo primo tempo.
di questa finale Supercoppa Veneto di Serie D. In campo le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di D lo scorso anno. Girone D vinto dalla Pressana, girone A vinto dal Trissino, ieri invece Romano, girone B e Martellago, girone C sono state battute nelle due semifinali che hanno di fatto ufficialmente aperto la lunga stagione ufficiale del calcio a 5 Veneto. Una stagione che tornerà a regalare emozioni alle epifanie con le finali di Coppa sempre a tombolo, mi conferma annuendo il buon Michele Di Giambattista. 3, 4, 5, 6, ma quest'anno Final 8 di C1 e poi chi altro in quella giorni? E il femminile, torna il femminile perché il C2 cambia format, ci giocheranno le qualificazioni e poi ci sarà una Final 4 più avanti, giusto? Anche io ogni tanto leggo i comunicati. Lazzari con il pettone cercava l'invito poi per Alenaidari, non ci riesce perché Magaraggia capisce tutto quanto, esce Campaci, il pallone dietro per Bellamoli che lo gira dalla parte opposta verso il numero 15 Lucchiari, va a sbattere su, mi sembra sì, Capitan Cenzato, non c'è il fallo, inquadrato Cenzato che si rialza per restare in campo evitando l'ausilio dei medici trissinesi, poi invece decide di uscire, rientra Nicolas Rossato, altro giocatore cardine e simbolo del futsal trissino. Lucchiari restituisce il pallone, qui intanto la panchina trissinese che ha applaudito il gesto sportivo di Lucchiari. Si ritorna a fare sul serio ora però, con la modalità live della sfida con Tres che si beve mezzo campo. Campaci poi mette in fallo laterale. Lato Trissino battuto da Rossato, dietro per Alenaidari. Tres cerca di andare a puntare Gasparello, cambia campo Tres per Lazzari, poi ancora Lazzari, riceve il pallone, lo scambio con Rossato, il tiro in corsa di Bruno Lazzari, cresciuto proprio qui al Palatezze con la maglia biancorossa dell'Arzignano, l'anno scorso a metà anno in corso d'opera è andato a rinforzare il Trissino. Buona affluenza intanto, anche un buon numero di spettatori stanno guardando a casa, siamo attorno ai 150 persone e va detto che sono tanti anche i tifosi qui arrivati a Trissino. Per Trissino è una passeggiata, bastava fare il bacino del Gua per arrivare, qualche chilometro in più da Pressana, ma Pressana che ha portato anche tanti ragazzini, ho visto del settore giovanile, un settore giovanile che ha portato un ragazzo in nazionale, tale Alessandro Guariento, che oggi veste la maglia della Mestre Fenice Next Gen e anche comunque si allena con la prima squadra e domani volerà a Roma con il treno, una minchiata l'ho detta anche oggi. 24 giocati, sbaglia nel disimpegno Alenaidari, Pressana, Campaci prolunga per Lucchiari che cerca di dare indietro per Campaci, poi arriva in corsa Bellamoli, un tiro però sbilenco, quello del numero 4 veronese che abbiamo intervistato ieri dopo la vittoria sul Martellago per 4-2. Tres strattonato da Bellamoli, un sorriso quello del numero 4 veronese. Preferisco la birra che l'acqua. Distanza richiesta da Alenaidari e David Tres che sono vicini al punto di battuta di questa punizione. Vedremo chi andrà a calciare. Lazzari praticamente fa il portiere, ora si sposta, dal fastidio a Schenato, lascia a Aidari, ma è uno schema, palla per Tres sull'invito di Lazzari e Lucchiari poi con la testa prolunga il pallone, Lucchiari, ed è bravo Aidari a chiudere la diagonale del tiro al numero 15 ex Don Romeo. Corner battuto dietro con Schenato che torna ad affacciarsi nuovamente nella metacampo biancorossa. Bellamoli cerca la profondità e poi Lazzari a calciare dalla distanza, ma Schenato tornato indietro ha respinto il pallone. Campaci
predica calma il numero 10 veronese, Vedo a sinistra, 25-40 giocati. fermo lì, Lucchiari, Campaci ancora, a destra, giro palla per Kevin Bertoli, Campaci, Bertoli, schenato e solitario, Bertoli poi conclude un tiro che si spegne abbondantemente alto, può far ripartire allora il Trissino con Eidari che da destra per Tres, ma c'è, attenzione, c'è il fallo nella ripartenza combinato a Nicolas Rossato, che probabilmente si è trattenuto, non so, non ho visto, devo essere sincero, con Lucchiari. Non è d'accordo Nicolas Rossato, però deve, ahimè, per lui, per il suo futsal Trissino, dire ok. No, volevo mandare un messaggio a Simone. Simone, dopo l'acqua, se puoi ordinare anche una prosciutto funghi salamino sarebbe il top qui per la tribuna stampa, grazie. Punizione, Campaci, il tiro, la risposta di Cagliaro. Che dice di no, ancora Pressana però, Bellamoli, abbiamo rivisto anche la punizione, Bellamoli si porta il pallone fuori dal campo, non era arrivato l'aiuto di alcun compagno, la può ripartire da dietro ancora con Arlen Eidari, non ricordo se il 4 trissinese sia uscito dal campo. Dopo lo scopriremo. Tres intanto, l'invito cercato per Rossato, fa buona guardia nell'uscita del pallone Lucchiari che serve per Campaci, litiga un po' con il pallone il 10 veronese, Ardian Zegrova va sul fondo, cerca di mettere sul secondo palo, l'applauso ovviamente di Nicolas Rossato, ma è bravo Bellamoli a dire di no, a mettere in fallo laterale. Ardian Zegrova, ieri anche il fratello Arian in campo nel secondo tempo, palla per Tres, 3 gol per lui ieri e sfiora il primo gol di quest'oggi con una girata che rivediamo subito, la palla, la finta, poi il destro, palla che attraversa tutta l'area, finisce a fondo campo. Intanto a riposo Lucchiari che si era preso un fallo importante poco fa. Campaci intanto per Bertoli, recupera Branco il pallone, Bellamoli sulla pressione di Ardian Zegrova che commette il terzo fallo trissinese. Manca un minuto e mezzo, difficile vedere gli estremi di un possibile tiro libero. Qui intanto il pallone era sfilato sotto le gambe di Scesci, poi per fortuna Campaci non aveva visto per il Trissino sulla destra libero Bellamoli che un po' si è disperato, poi ha chiesto anche il cambio al suo tecnico Zanchetta, ma resta comunque in campo il 4 veronese. Scesci, lo scambio con Tres che torna a dare pallone a Scesci, a destra Ardian Zegrova, si fa vedere anche Eidari, Zegrova per David Tres, pivot, lo scambio con Zegrova che litiga con il pallone, Arlen Eidari, a cercare la conclusione di giustezza, esce dal campo anche Cagliaro che addomestica palla comoda per David Tres che imbuca verticale verso Scesci, la sposta sulla sinistra, cercava l'imbucata per Zegrova ma Campaci ci mette una pezza. Siamo nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo più l'eventuale recupero, ovviamente un minutino, due, sono stati due minuti di riposo chiamati dai due allenatori. Qui intanto la parata quasi di Ardian Zegrova con Bellamoli, si sono sbracciati i due Campaci, profondo per Branco, scarico dietro verso Kevin Bertoli che apre a destra per Bellamoli, in mezzo per Branco che tira di prima intenzione, poi Scesci come può aiuta il pallone, un po' di confusione in campo, ci prova Tres a far involare lontano Ardian Zegrova e Bellamoli che vengono richiamati dal direttore di gara. Proteste di due giocatori. Intanto è terminato il tempo regolamentare con il Trissino che si avvicina al riposo, avanti per 1-0, ma ci sarà ancora da giocare qualche minuto di recupero. Non ho visto se il direttore di gara ha combinato i minuti di recupero, non si è alzata nessuna lavagnetta luminosa, ma Campaci intanto lo scambio con Magaragia,
Bertoli, buona l'apertura per Campaci, ma capisce tutto quanto Filippo Cagliaro che fa ripartire palla per Alen Haidari. Tres a dare calma alla manovra del Trissino, scambiando con Haidari sulla corsia orizzontale, ora si verticalizza per Ardian Zegrova, posizione pivot, prolunga per Haidari, Campaci capisce tutto quanto e fa partire il contropiede con Magaragia in mezzo per Branco, il tiro alto di Branco che si mangia in contropiede il gol dell'1-1. Ancora un minuto di gioco, che occasione l'abbiamo rivista, occasionissima, qui intanto Schenato si è ritrovato il pallone sulla punta del piede, mamma mia, errore di Branco, qui intanto Campaci torna in panca, rientra con la maglia numero 17 Giulietti, ultimi secondi di gioco, giocheremo probabilmente fino al 32esimo, sì, una trentina di secondi. Scesci per Tres, fa possesso palla il Trissino, vuole mettere in ghiacciaia questo primo tempo, ma attenzione perché recupera Magaragia si porta sul fondo, viene fermato con scivolata e con il fallo da Ardian Zegrova che a suo modo di vedere ha toccato nella scivolata il pallone, si becca il cartellino giallo Ardian Zegrova, il numero 10 del Trissino. Punizione per il Pressana e poi si andrà con i titoli di coda di questo primo tempo. Il rumore live della diretta, cioè, se mi danno una lattina di birra non fa questo rumore, invece mi danno acqua ed è giusto che anche a casa sentano questo brutto rumore di plastica accartocciata, che poi perché si dice plastica accartocciata se non è carta? Sarà plastica applasticata. Stiamo andando a farci benedire. Punizione Pressana, l'ultima emozione, l'ultima soluzione di questo primo tempo che vede il Trissino avanti 1-0 sui veronesi di mister Zanchetta. Bertoli sul secondo palo, il palo poi di Giulietti nel tap-in sul secondo palo, che rivediamo l'ultima emozione di questa prima frazione, 30 minuti che vanno in archivio con il Futsal Trissino avanti 1-0, la decide fin qui il gol di Haidari al 6° minuto, 10 minuti di pausa e poi torneremo qui con una prosciutto funghi salamino per raccontarvi il secondo tempo della finale di Supercoppa di Serie D tra Futsal Trissino e Atletico Pressana.
tornate in campo le squadre tra poco, secondo tempo di questa finale di Supercoppa di Serie D tra Futsal Trissino e Atletico Pressana, con la squadra di mister Barilani avanti 1-0, un vantaggio striminzito con il Pressana che avrebbe anche meritato il pareggio se non fosse per le due basi del palo esterno colpite dai giocatori di mister Zanchetta, e proprio i veronesi con Branco ripartiranno dal centro del campo dopo il fischio del direttore di gara. 30 minuti per capire chi sarà la squadra che andrà ad alzare il secondo trofeo di giornata dopo il successo delle Mestre Fenice sui padroni di casa dell'Arzignano del presidente Tibaldo, che ovviamente si ringraziano per l'ospitalità di questa prima kermesse stagionale. Magaragia cerca di andare sul fondo, il tiro esterno rete a salvare la porta di Cagliaro, che ora rilancia a destra per Tres, il movimento di Tres verso Lazzari imbucata in mezzo, poi è bravo a chiudere la diagonale in modo difensivo il capitano Pietro Magaragia. Ancora un brivido per la difesa veronese, sventato però dal numero 11 del team scaligero. Rossato, lo scambio con Tres, ancora Rossato, profondo e lungo per Lazzari, che protegge e cerca di dare dietro a Rossato senza però trovare la giusta posizione del pallone del compagno di squadra. Branco, una fasciatura alla mano sinistra, lo scambio per Magaragia, Giulietti invitato, capisce tutto quanto Lazzari e fa ripartire scambiando con Tres, poi Lazzari dietro e a dare calma verso Capitan Censato. Lazzari, Rossato, Censato, Lazzari sbatte su Magaragia, recupera ancora Capitan Censato, lo scambio sullo stretto ora per Tres che allarga il gioco, chiama però in causa dietro Lazzari che riparte dalla propria metà campo. Rossato, Tres cercava Lazzari che si era però spostato, schenato, rilancio lungo verso Magaragia che non trattiene in campo il pallone. Cagliaro con il petto, Bertoli per Magaragia si accentra, carica il sinistro, non è precisa la conclusione del capitano veronese, allora può ripartire Cagliaro. Lungo per Tres che salta tutti, arpione il pallone e va a calciare un sinistro che però trova la giusta opposizione, rivediamo, del portiere schenato. Grande conclusione di David Tres. Rossato nuovamente pronto a rimettere in gioco il pallone per Capitan Censato, il pallone poi gli resta lì, ribattuto da schenato, ancora Trissino vicino al raddoppio con l'ottima imbucata del capitano, l'inquadrato Marco Censato che ha sfiorato il raddoppio. Magaragia, la risposta, conclusione velenosa alta, non c'è un attimo di respiro, guardate qua l'ottima giocata sicuramente studiata a tavolino e durante la settimana del Trissino, che attacca ancora con Lazzari che cerca di imbucare in mezzo, un 4 contro 3, ora che diventa un 3 contro 3, Bertoli ha troppa fretta di sparare e lo fa contro Censato, si era fatto vedere libero Massimo Giulietti sulla corsia di destra, pronto a dare e rientrare in campo. Magaragia, Giulietti, lo scarico per Branco, Censato mette in fallo laterale che verrà battuto da Kevin Bertoli, dietro verso il capitano Magaragia,
numero 11 veronese riapre a destra per Bertoli, che dà indicazione al suo capitano di indietreggiare. Lo scambio con Giulietti, fermato da Lasri, poi recupera palla Tres. Giulietti strattona il 18 trissinese, si prende il primo fallo e anche ovviamente il cartellino giallo per aver strattonato il giocatore avversario. Nel frattempo intanto rientra Lucchiari. Fuori Cenzato, rientra Aidari, punizione Trissino, la prima di questa ripresa, la punizione della propria metà campo con Tres che posiziona a terra il pallone. Rossato, lo scambio veloce con Lasri, si fa vedere Tres che riceve il pallone da Lasri, che torna ad avere il possesso della sfera sull'invito del 18 trissinese. Il giro di Lasri, la conclusione di Aidari, respinta da Magaraggia, ancora Tres in scivolata, Bertoli si immola e salva la conclusione. Solo laterale per la squadra del presidente Ferrari. Avanti 1-0 sul team del numero 1 Cristian Poli. Pioli allenava il Fiorentina, attenzione Lasri in due tempi, schenato sulla riga di porta, dice di no il numero 11 trissinese. Nella parte opposta ottima giocata di Magaraggia, il tiro respinto da Rossato. Tres mette giù il pallone, invita Rossato, un contropiede, Nicolas Rossato fermato in scivolata da Bertoli. Che emozioni questo inizio di secondo tempo. Palla in mezzo per nessuno, ci arriva schenato. 6 minuti di fuoco già dalla parte opposta con Magaraggia, fermato da Tres, il contropiede all'ora del Trissino, un 3 contro 1 all'Inaidali per Rossato dalla parte opposta verso Tres, schenato, esce dalla sua area e mette fuori il pallone. Dato una bombola d'ossigeno ai ragazzi in campo che sono stremati con un botta e risposta continuo. Resta a terra David Tres, è a terra perché è vecchio. Che emozioni. Che emozioni questa partita. Anche un po' di esperienza qui David Tres, che ha corso in questo frangente, fa rifiatare anche i compagni. Si è rialzato il numero 18 trissinese, che si prende gli applausi del numeroso pubblico pagante. Cosa? Rientra Cenzato, non... Bellissima la dedica, testoni figo sul blocchetto degli appunti di questa finale. Bellamoli prende il pallone, Campaci rientrato, lo scambio con Lucchiari, ancora Campaci, ma il pallone è uscito secondo l'arbitro che dirige il match dalla linea laterale delle due panchine. Aidari prolunga per Scesci, litiga con i difensori avversari, recupera ancora Campaci, Bellamoli a servire un pallone profondo per Gasparello, Cagliaro però lo controlla mentre esce a fondo campo. Aidari, Ardian Zegrova, si gira il numero 10 del Trissino, cerca l'invito per Scesci che era però sfilato un paio di metri più avanti, dunque nulla di fatto. È Pressana con Bellamoli che può ritornare a testare nuove trame offensive. Campaci tiene vivo il pallone per i suoi, sul fondo per Gasparello, Bellamoli a provare un tiro cross, un passaggio che arriva però tra le mani comodo di Cagliaro, che rilancia lungo per Zegrova, ma capisce tutto quanto Gasparello, che ora va a prendersi il pallone in mezzo per la paratona di Cagliaro sul tiro ravvicinato di Mattia Lucchiari. Altra occasionissima per l'Atletico Pressana.
che le occasioni per firmare il punto dell'1-1 le ha avute, ma non ha saputo capitalizzarle. Merito anche di Cagliaro. Schenato intanto, quinto di movimento, con il tiro che attraversa tutta l'area di Gasparello. Ancora brividi sulle schiene dei giocatori trissinesi. Cagliaro intanto spara avanti, laterale con Gasparello che gioca veloce per Bellamoli. Lucchiari perde il pallone ma Bellamoli se lo riprende. Bellamoli dietro, protegge il pallone nonostante la spinta di Zegrova che si prende il pallone, avanza Zegrova, mette in mezzo verso Scesci, una deviazione in fallo laterale. Aria, è un ventolo, se no non venivo qua, non venivo. Aidari per Scesci, Censato, ancora Aidari, l'autore del gol che decide l'1-0 sul tabellone del Palatese. Censato, la piazzata che termina a lato, destro chirurgico ma non quel tanto che basta del capitano trissinese che ha sfiorato il 2-0 con il Pressana che torna ad avanzare. Gasparello servito da Bellamoli, Scesci si prende per qualche istante il pallone, Gasparello va a terra, non c'è il fallo, pallone che è uscito, richiama l'attenzione il direttore di gara. 11 di gioco già andati, dunque sempre meno tempo per la formazione di mister Zanchetta che ci prova con Lucchiari, fermato dalla scivolata in corner di Capitan Censato. Lo stesso Lucchiari pronto a rimettere in movimento il pallone, dietro per Bellamoli. Campaci se lo prende, lo serve a sinistra ancora per Bellamoli che lo prolunga per Lucchiari che va a calciare tra le mani di Cagliaro che rilancia lungo verso Scesci. C'è il tocco di Gasparello, deviazione secondo il direttore di gara, dunque laterale per la formazione di mister Omar Barinali del Futsal Trissino. In mezzo il pallone straventato lontano per Campacci da Bellamoli. Lucchiari a calciare, ancora Censato in corner. Gioco spezzettato con le due squadre che si sono aperte come una cozza. Campaci, l'imbucata, ma il pallone era uscito. Dunque potrà ripartire, anzi dovrà ripartire Filippo Cagliaro dalla sua area di pertinenza, mentre qui inquadrato Scesci si allaccia gli scarpini. Aidari per Zegrova, gamba altissima quella di Bellamoli, non fallosa. Magaragia per Giulietti, ma ancora Censato a dire no. Giulietti dietro per Schenato, Magaragia, lo scambio con Giulietti che torna da Magaragia, il pallone tra i piedi di Scesci che va a calciare il sinistro. C'era Aidari che si era proposto in avanti, qui ha avuto troppa fretta la formazione del Trissino. Ora Aidari sbologna via il pericolo mettendo in fallo laterale, già battuto da Giulietti per il tocco ora per Magaragia che imbuca in mezzo, il primo sfida Bellamoli, non prova il sinistro, arriva con un esterno destro da dimenticare. Rimane invariato l'1-0 del Trissino. Quando è rientrato presso Bellamoli si riprende il pallone, bravo Scesci dopo l'errore, il disimpegno di poc'anzi a metterci una pezza, concede solo l'out a Magaragia. Dietro per Gasparello che calcia contro Zegrova, nulla di fatto. Bellamoli fuori, rientra Branco. Mister Zanchetta sicuramente contento di un Bellamoli che ha faticato tanto, si è sdraiato a terra a recuperare subito le prime energie. Pressana ancora, Magaragia
Tres capisce tutto quanto, il break del Trissino, Tres cerca di entrare, palla in mezzo, Scesci la mette fuori di un nulla. Rivediamo ancora l'occasione del Futsal Trissino vicino al raddoppio. Scesci recupera ancora il pallone con l'aiuto poi di Zegrova. Tres da dietro per Cagliaro che lo scambia per Ali Neidari che rischia di perderlo. C'è il fallo di Magaragia, secondo fallo, e arriva il time out chiesto da mister Barilani del Trissino. Time out, microfono, microfono, Quello lì che c'è su con la maglia bianca. Il time out Marini, del Futsal Trissino dai. con Alessandro Marini che si alza per andare a prendere il microfono da... Ascoltiamo Bagliani. Piedi sbagliato, destro, andiamo con il tutto. Sì, facciamo quello, è chiaro per tutti. Andy, tu hai bisogno adesso di prendere fiato. Ok, Bruno per Andy. Bisogna. Ti do un minuto. Ce l'hai ancora? C'era una perturbazione in questo time out chiesto da mister Barilani che ha richiamato in panca Zegrova, ha rimesso dentro Lazzari, si ripartirà dalla punizione in favore del Futsal Trissino. Aidari verso Lazzari, bloccato, Lazzari in mezzo per Tres, il tiro di Tres fuori di poco, non c'è deviazione di Magaragia, pericolo per il Pressana che deve fare attenzione sulle sortite veloci offensive degli schemi di palle inattive del Trissino che hanno sfiorato già in altre occasioni anche il raddoppio. Scesci spara alto il pallone, laterale all'altezza della linea di metacampo per il Pressana, con Magaragia pronto a battere questo fallo laterale, dietro per Bertoli, ancora Magaragia, il fallo di Scesci, primo fallo Trissino, si muove il tabellone di falli anche per il Trissino, batte Magaragia, comodo per Kevin Bertoli, Magaragia, Giulietti sulla nostra postazione, cambia lato ora per Magaragia. Palla in mezzo per Magaragia, il tiro, che risposta di Cagliaro, paratona di Filippo Cagliaro, ma ancora Pressana con Giulietti, gli uscipa il pallone Nasri che cerca di andare via in velocità, salta Branco, viene fermato, si prende anche il giallo Branco. Che parata quella di Pippo Cagliaro che è andato a salvare ancora i suoi, la rivediamo, il tiro in corsa, si è trovato lì il pallone, grande parata. È più facile metterlo che toglierlo il microfono. Un attimo di pausa con il microfono che torna abile nelle mani sapienti del vostro Steven Big Heads, all'anagrafe italiana Stefano Testoni, con Futsal Veneto TV che vi racconta con le immagini questa punizione di David Tres, lo schema per Lazzari, ancora Tres carica il sinistro strozzato, Magaragia ha troppa fretta per ripartire, si era mosso Alfonso Vuole, entrato in campo da pochi istanti, il suo debutto quest'oggi, qualche scampolo di partita anche ieri, ora in campo a dar manforte ai compagni nel cercare di riaprire una partita che quando mancano 11 minuti e spiccioli vede ancora il Trissino avanti 1-0, il gol che decide fin qui la gara di Ali Neidari. Nel primo tempo vuole assaltare un avversario, è bravo però Ali Neidari, il contropiede con Rossato che muove per Neidari, la palla che arriva lì in mezzo verso Bruno Lazzari, un po' impreciso il Trissino, Tres fermato da Magaragia, riesce comunque a dare palla per Rossato, poi il rimpallo favorisce comunque ancora i trissinesi che giocano nel metacampo avversario con David Tres, l'apertura cercata per Rossato, in scivolata Giulietti alza in calcio d'angolo.
10 minuti ancora intensamente da vivere, tutti d'un fiato, con qualche respiro. Palla per Lazzari, il sinistro, un controbalzo che termina altissimo, purissimo, levissimo, laddove soltanto Reinhold Messner può arrivare. Vuole Magaraggia per Vuole, fermato da David Tress in fallo laterale. Si è subito fatto vedere, si vuole mettere subito in evidenza il numero 14 veronese Alfonso Vuole. Magaraggia sul punto di battuta di questo laterale per Vuole, che mette sul secondo palo un pallone ribattuto dalla difesa del Trissino, poi Kevin Bertoli, per non saperne leggere né scrivere, sparacchia il pallone verso la panchina trissinese. Un Trissino che riparte da Tress, servito da Lasri. Arlin Eidari ancora verso Tress, giro palla della formazione di mister Barilani sulla pressione del Pressana che recupera il pallone. Bertoli tiene vivo sul secondo palo, cercava Giulietti, poi una carambola che favorisce Cagliaro, che si prende il pallone, lo serve comodo per David Tress che lo prolunga avanti per Arlin Eidari, ma la sfera esce dal terreno di gioco. Dunque Magaraggia per il Pressana, può ripartire ma Lasri si riprende la sfera. Arlin Eidari in movimento, lob per Rossato, Vuole, capisce tutto, mette in fallo laterale, rientra Campaci per l'Atletico Pressana al posto di Magaraggia, che andrà a rifiatare pronto per giocare gli ultimi minuti. Ne mancano ancora 9 in questo secondo tempo di questa finale di Supercoppa di Serie D, qui live dal Palatezze, penultima sfida di giornata. Lancio lungo per Lasri che di testa voleva servire Rossato, il contropiede allora per il Pressana. Giulietti, Campaci per Vuole, in mezzo un pallone verso Campaci che non viene spizzato dal 10 veronese. Ancora una ghiotta occasione per la squadra di mister Zanchetta, mentre esce Rossato e rientra Cenzato. Il direttore di gara fa un segno che andranno a recuperare tutti i secondi persi per questi attimi di gioco inattivo. Rossato lungo per Tress, lo spazio di girarsi di David Tress, va sul fondo. Tress cercava la diagonale verso il secondo palo, viene però fermato dalla difesa. Eccolo qui David Tress, il vecchietto, l'ho chiamato prima, quando riascolterà la partita avrà sicuramente da offendermi. Arlin Eidari, Lasri, un destro strozzato che termina fuori. Vuolo, tu che ci vedi, ma il 14 ha Vuolo scritto nella maglietta, mi sono scritto Vuole qua, forse ho sbagliato, è Vuolo. Pressana, dimmi se sta succedendo qualcosa. Ah no, è Vuolo, Alfonso Vuolo. Allora chiedo venia, ho comprato la E al posto della O, il buon Mike Buongiorno non mi aveva detto niente. Gira la ruota, manca la velina. Vuolo, il tiro fermato da Cenzato e Cagliaro, con Cenzato che porta il pallone fuori dal campo, va a sbattere contro Barilani, un missile che colpisce il tecnico trissinese, forse laddove non batte il sole. Vuolo, Bertoli, 6 minuti e mezzo. Giulietti, ancora vive le speranze del Pressana, che si prende un fallo laterale, guadagna qualche metro la formazione veronese, già battuto il laterale. Campaci, lo scambio con Giulietti sul fondo, deviazione di Capitan Cenzato, ancora un corner con Schenato che supera il limite campo. Schenato, il tiro in scivolata. Lasri non devia il pallone, dunque sarà laterale, lo vedete qui inquadrato. Schenato, ora l'apertura dell'immagine si fa più grande con Cagliaro che spara lontanissimo il pallone. Branco lo branca proprio nella sua area, mentre rientra Bellamoli.
al posto di Giulietti, un Bellamoli che ha speso tantissimo ma che ha recuperato le energie per questo finale di partita. Vuolo, resta lì il pallone, una carambola, Scesci poi lo spara lontano, voleva il sandwich senza salsa e Vuolo. Qui intanto l'errore di Bellamoli che chiede scusa al compagno di squadra, un errore di imprecisione. Allineidale intanto, Bertoli, un break per il Pressana, Campaci il tiro, solo esterno, rete per il Pressana, c'è comunque corner con deviazione del Trissino. Bertoli, Campaci, Bertoli, Campaci, va a puntare Censato il numero 10, lo scambio con Bellamoli, si fa vedere Bertoli che riceve il pallone sulla coscia di destra, ora è Vuolo dalla parte opposta del campo, carica il sinistro, si distende in tuffo Cagliaro, guadagna una rimessa laterale negli ultimi metri di campo la formazione dell'Atletico Pressana che si riporta avanti con i 5 di movimento. L'errore qui di Bellamoli, schenato come può, poi spinto da Bellamoli, Lasri, il tiro parato da Bertoli. Che rischio per la formazione del Pressana con Bellamoli che aveva praticamente buttato a terra il suo portiere. Campaci fermato da Censato, Scesci ad aprire verso Lasri, predica calma ora Barilano dalla panchina, la predica anche il preparatore di portieri Mario Calabria. Censato vince un contrasto, Aidari un 2 contro 1 che non va a buon fine perché Bertoli si prende anche la rimessa laterale, fa carambolare il pallone su Aidari. 4 al gong, Censato in fallo laterale, chiamate un time out per piacere, ho bisogno di respirare. Bellamoli, Bertoli impreciso verso Campaci che vuole il pallone al petto, non sul piede. Cagliaro profondo ma troppo impreciso, il pallone arriva direttamente in tribuna con laterale pronto a essere battuto da Bertoli, dietro per Bellamoli, si preparano 2 cambi in casa Futetricino. Lazzari, Tress, Censato, Lazzari dietro per Censato, vuole amministrare, vuole fare accademia in Futsal Trissino, deve aumentare la pressione però il Pressana lo fa, induce all'errore la formazione trissinese, già battuto il laterale dalla formazione veronese. Bellamoli ora sopra la linea di metà campo, numero 4 da sinistra per il capitano, tornato in campo Magaragia. Campaci, Magaragia, Bellamoli, Bertoli fermato da Tress, Lazzari tiene il pallone, fa scorrere qualche secondo, Aidari ad invitare sulla sinistra Censato che muove il pallone in mezzo verso Tress a caricare il sinistro, c'è il fallo di Bellamoli che se prende il cartellino giallo, il 4º fallo del Pressana, irruento l'arrivo di Bellamoli su Tress che viene aiutato a rialzarsi da un giocatore veronese. Tanto rientra Lazzari al posto di Censato, nel frattempo c'è un po' di sudore da asciugare dal parquet del Palatezze. Punizione Trissino, vediamo se saprà sfruttare questa palla per mettere il colpo del knockout, la formazione di mister Barilani quando siamo già entrati nel 29esimo minuto, 1:30 alla fine. Lazzari vicino a lui, il sinistro di Tress, il fischio, l'ana in corsa di Tress, il pallone toccato per Lazzari che sbatte su Bellamoli, Aidari poi sulla pressione di Bellamoli, mentre arriva il time out di mister Zanchetta che andiamo ad ascoltare con il microfonone di Alessandro Marini.
è che a destra loro fanno giro palla, si abbassano, giro qua, via questo in mezzo a dar fastidio, questo a palla, porto, calcio, subito in pressione. Secondo uno fisso solo tutto adesso. Bisogna dare tutto in questo finale, sta per scoccare il 30° minuto, niente, non c'è niente, vediamo 3 minuti di recupero, si giocherà fino al 33°, 33 come i gatti più 11. Bellamoli, Bertoli, schienato, resta su come portiere in movimento. Bellamoli, la porta del Pressana è sguarnita, deve provare il tutto per tutto la formazione di mister Zanchetta, che ha chiamato il time out poco fa per dare indicazioni suoi. Sul fondo il pallone che resta lì, Bellamoli fermato, poi Zegrova va a calciare nonostante tutto dalla sua metà campo, riparte veloce con Bertoli, il Pressana. Bellamoli sul fondo per Branco che cerca l'imbucata in mezzo, si oppone però Capitan Censato che vuole alzare la coppa dopo la coppa di delegazione vicentina conquistata a Tombolo la scorsa stagione. Bellamoli, Bertoli prende il pallone, Tres, Zegova, il tiro, gol! Il punto del KO lo mette dentro Ardian Zegrova, 31° minuto, e qui si spengono quasi definitivamente le speranze del Pressana con il Futsal Trissino che mette dentro da casa sua il gol del 2-0. Tres ha cercato il compagno per mettere dentro, ancora però 1 minuto e mezzo da giocare. Bellamoli per Branco, il pallone gli resta lì sotto il piede. Bertoli calcia, Cagliaro dice di no, Magaraggia, lo scambio, c'è però il fallo, il quinto del Pressana. Poi il pallone carambolato sul volto di Magaraggia, ma c'era in precedenza giustamente assegnato un fallo. E dunque possiamo andare verso i titoli di coda quando mancano gli ultimi 60 secondi di gioco, con il Trissino vicino ad alzare la Supercoppa di Serie D. Censato chiama in corsa Tres, palla cercava Areneidari, Bellamoli non riesce a prendersela, un po' ovviamente di rammarico e tristezza sui volti dei giovani giocatori di mister Zanchetta che torneranno carichi comunque per il campionato. Tres tiene vivo il pallone, Bellamoli glielo riprende, cerca il movimento di compagni, rilancia lungo verso Branco, Censato ci mette il suo, Magaraggia fermato in scivolata con il pallone che va a sbattere sulla telecamera di Sam, e finisce qui la partita. Aspettiamo soltanto il triplice fischio che arriva in questo momento con il Trissi che andrà ad alzare al cielo la Supercoppa di D. Aidari Zegrova, la doppietta che porta alla vittoria trissinese. Una vittoria comunque costruita con sacrificio contro un Atletico Pressana che non ha mai mollato e che ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco, vuoi per Cagliaro, vuoi per le basi del palo esterno colpite. Non ha trovato il gol in una partita comunque ad alta tensione, con 22 ragazzi che vanno a prendersi il meritato applauso per lo spettacolo offerto. I saluti in campo
Tra poco andremo subito con le premiazioni. Complimenti ovviamente al Trissino che ha vinto, ma ripeto, complimenti anche al Pressana che ieri ha vinto la battaglia con il Martellago e oggi è stato in partita fino al 63esimo con il Trissino, cinico a sfruttare le occasioni con Aidari, e poi il gol che ha definitivamente chiuso il match di Zegrova a porta vuota. Grande protagonista anche Filippo Cagliaro, autore di un paio di parate davvero importanti. Ci sta preparando intanto per le premiazioni finali di questo match. Con il Trissino che va a conquistare la Supercoppa Veneta di Serie D, che ha portato qui al Palatese tra ieri ed oggi le 4 società vincitrici dei rispettivi gironi delle varie delegazioni dello scorso anno. Un Trissino che lo scorso anno ha mancato l'unplane di vittorie a causa della sconfitta nella finale di Coppa Veneto assoluta di Serie D contro il Calcio 2000. Quest'oggi però si rifà con gli interessi, aprendo la stagione con un prestigioso trofeo. Tra poco più di un'ora invece toccherà a Futsal Marco Polo e Futsal Jesolo giocarsi la Supercoppa Veneta di C1. Due squadre che saranno invece in campo in Serie B nelle prossime settimane. Hanno già iniziato il loro percorso in Coppa Divisione. Si stanno preparando per le premiazioni in campo con il Pressana che andrà a prendersi comunque una meritata medaglia d'argento. Ottima la partita della squadra veronese. Premiazione per i due direttori di gara che hanno diretto questa sfida. Dopo di loro toccherà alle due squadre andare a prendersi il meritato trofeo con il pasillo d'onore dei giocatori del Trissino per i colleghi del Pressana. Il presidente Russa e la vicepresidente regionale a consegnare anche le medaglie alle due squadre che hanno partecipato a questa finale. Allora chiamiamo i ragazzi del Pressana e quelli che arrivano a prendersi gli applausi del pubblico del Palatese, guidati da mister Zanchetta. Ora dovranno pensare al campionato, un campionato che li attende, che li vuole protagonisti anche nella prossima C2.
Eccoli qua i ragazzi del Pressana inquadrati che ricevono le medaglie, Schenato, Bertoli, sto il mister Giorgio Zanchetta che riceve i complimenti dal delegato regionale del Veneto Michele Di Giambattista, e poi per ultimo arriva a prendersi la medaglia il capitano Pietro Magaragia che verrà a prendersi la targa per questo secondo posto. Complimenti anche al presidente Poli da parte del presidente regionale Beppe Russa, e qui inquadrati si prendono la targa i giocatori del Pressana. E parte un applauso spontaneo dalla tribuna stampa, così velocizziamo un attimo anche i tempi, perché adesso abbiamo un'ora di tempo per andare a farci una birretta. Complimenti al Pressana che ora andrà a mettersi in fila per raccogliere il Trissino. Questa è nato la Supercoppa che il presidente Poli ha visto sfuggire per poco. Tocca al Trissino entrare ora a prendersi la medaglia. Avanti Popolo, dietro a Rossato i portieri Zegrova e Cagliaro, Scesci, Lasri, Zegrova, Ardian, i giovani Vesin, Bicego, Concato, Tres. Mister Barilani, tutti a prendersi il 5. Sono arrivati qua con un pullman da 60 persone, quelli del Trissino. Speriamo che ci siano medaglie per tutti. L'ultima era mia. Marilani con lo staff tecnico, dietro in fondo c'è il presidente Ferrari. Pronto a inquadrare con le foto il tabellone. Il capitano ora, Marco Cenzato, che si avvicina a Michele Di Giambattista, i delegati, presidente e vicepresidenti, delegati della FCC del Veneto. Capitano Cenzato a prendersi la coppa. Forse ce la facciamo, Mamma stay. Ecco che arriva la coppa con il capitano Cenzato, pronto ad alzare al cielo la Supercoppa di Serie D, perché la squadra che vince è quella del Futsal Trissino. We are the champions, my friend. We keep on fighting to the end. We are the champion. We are the champion. No time for loss. Il Futsal Trissino porta a casa la Supercoppa Veneto di Serie D. Tra un'ora esatta invece Futsal Marco Polo e Futsal Jesolo si contenderanno quella di C1. Adesso prendiamoci una pausa e godiamoci solo le immagini di Futsal Veneto TV. Test è stanco.